Di Strano Amore Siciliano? Sì. E Natali e Tore Giuliano pensava la famiglia lui mischino, guardava Montelebro di lontano perché pensava l'altra bella festa la doveva passare alla fretta. Torino, tutti i giorni partivo con la bicicletta a comprare un chilo di frumento per sfamare la famiglia. Non ci aveva riuscito mai a tornare a casa. Tutte le volte non contavano le carabinieri. Anche questa volta, 2 volte, 20 volte ce l'hanno sequestrato il frumento a Giuliano Mischino. E se stavolta ci toglie la morte, a come leva la panta e diritta così dicendo, senti se più forti. E batti con i rendi zitti. Stavolta era armato Giuliano con una pistola portata di mano. Tu incontri ancora due carabinieri e lo stesso carabinieri lo giorno avanti ci fecero posare lo frumento anche quasi quasi volevano arrestare, ma tu quando ci metti le verre per piuttosto incatenare mischino non si può frenare e dici un poco di entrare lo cuore poi con svertizza comincia a sparare e uno di due di corpo mori l'avevo troppo ferito gravemente e Giuliano scappava lestamente ma mentre tu spara contro Giuliano spara contro un giovanitore. Possiamo continuare aspettiamo un po', vuole un bicchiere d'acqua? No. Aspettiamo un po' e poi continuiamo? Tranquillo, tranquillo. Tu rincontri un tuo paesano, ci conta l'ho fatto che aveva successo. Ma mi dica una cosa, ma Turiddu chi è? Giuliano, bandito della Sicilia, era un mafioso della Sicilia che teneva tutta la Sicilia, diciamo, tutta l'impieta, rubava ai ricchi Per dare ai poveri. Per dare ai poveri. Non mi ricordo più. Vabbè, non